collegati con le diverse dirette, anche per non approfittare e abusare della vostra disponibilità passerei subito alla presentazione del bollettino. 371.354 tamponi, sono quasi 10.000 in più rispetto a ieri. Abbiamo 18.244 positivi, 18.244 positivi e sono 146 in più rispetto a ieri. Isolamenti 7.165, sono 17 in meno rispetto a ieri. Molti sono gli isolamenti fiduciari, coloro che sono in isolamento semplicemente perché rappresentano un contatto, ma non necessariamente sono positivi. I ricoverati sono 1.070 e sono esattamente 17 in meno rispetto a ieri. Quindi tenete presente che un dato ottimo è questo, cioè il calo dei ricoverati 1.070. Le terapie intensive sono 108, vedete che ci avviciniamo alla soglia dei 100, meno 2. Peraltro le terapie intensive, mi ero fatto uno schema, fanno il paio con i 245 in terapia intensiva che sono pazienti non coronavirus e i 108 sono coronavirus. Ricordo che noi abbiamo fatto appunto, questo è il dato di riferimento, no scusate, ho fatto io confusione, i 2,45 sono l'ordinanza del 13 aprile, vi ricordate che ho detto guardate questo dato, quindi questi sono pazienti coronavirus e questi anche, solo che questi sono quelli del 13 aprile, il giorno dell'ordinanza, e abbiamo più che dimezzato la presenza in... comunque oggi sono 2,37 in non coronavirus, per cui sono il doppio del coronavirus. E i dimessi sono 2.670 più 29, i morti sono 13, scusate, 1.170 più 13 e il totale sono 1.400, 1.500, 1.502 in totale, quindi 1.170 e 1.502 in totale. E i nati sono 91. Bene, due brevi riflessioni, anzi vi dico prima rispetto alle donazioni, così si evade anche questo aspetto. Abbiamo avuto donazioni per quasi 37.000 versamenti e quindi praticamente 57 milioni di euro. Quindi ringrazio veramente tutti i donatori. Peraltro oggi c'è una donazione, voglio farvi vedere, Benetton Group, quindi il signor Luciano Benetton ci ha donato 100.000 camici, famose tutte che non si trovano, e vabbè, qua abbiamo il campione perché fra l'altro sono stati fatti appunto i polsini con colori diversi che vanno bene anche per identificare diversi staff o quant'altro. Ce ne sono 100.000, la donazione sono 1 milione di euro, quindi grazie a Benetton Group, al gruppo Benetton, per la donazione al signor Luciano Benetton e ovviamente a tutto il gruppo. E questi sono 100.000 camici che sono già in distribuzione presso ovviamente tutte le ASL del Veneto. E poi volevo ricordarvi che Asiago Neve ha donato 50 weekend per i sanitari che si sommano ai 1.000 weekend del mondo dei campeggi, dell'open air e a altri weekend che sono stati offerti, quindi alla fine troveremo una modalità per distribuire questi weekend in omaggio. Poi voglio ringraziare un paio di bambini, Lucrezia Russo di 7 anni che ha fatto un disegno dalla quarantena, uno dei tanti, guardate, dalla quarantena di Pove del Grappa, quindi ringraziamo Lucrezia Russo. E poi un altro bimbo che ha fatto un altro disegno, guardate, ne abbiamo centinaia, veramente pensare a una mostra sarà veramente bello. Cristian Cariolato di 11 anni, abita a Cornedo Vicentino, ha fatto il leopardo che scaccia il virus, e quindi il felino che scaccia il virus.
E poi ringrazio altri bimbi tipo Nicola Rizzolo che ha detto io quest'anno non vado a pescare, è un bimbo di 11 anni, Nicola che non va a pescare e ha la passione del calcio ma anche qui niente, ha detto va a sto punto i 100 euro che ho dedicato a queste attività le giro a voi, quindi grazie a Nicola Rizzolo. Ed infine due bimbi, Sebastiano Zorzi e Riccardo Zorzi, che sono due fratellini di 11 e 8 anni, se non ricordo male, sì, 8 anni, sono di Macerata, di Varago di Macerata e ci hanno mandato un disegno. Molti bimbi fanno la bandiera del Veneto, il leone, e quindi tanto per dare risposta a chi dice che l'identità non esiste più. Questi sono i nostri bimbi e grazie. E considerazioni. Allora, c'è molta gente in giro, e questo è innegabile, nelle piazze, nei passeggi, nelle piste ciclabili, nelle piste pedonali, insomma è naturale che con la possibilità di uscire di casa si esca di casa. Ci prepariamo a un 4 di maggio con un'apertura che sarà importante perché riguarderà 1.200.000 persone. E l'invito che faccio io, oltre a dire che domani presenteremo ovviamente tutto quello che è la proroga della nostra ordinanza, ovviamente in linea con i DPCM, diciamo assolutamente direi che si può considerare la nostra ordinanza, insomma c'è stata un'interlocuzione anche con il ministro Boccia e penso che la dimostrazione che le ordinanze del Veneto siano assolutamente lineari e rispettose comunque di una filosofia che è quella di non mettere in sicurezza la salute dei cittadini ci permette di dire che faremo una proroga di quello che è la nostra ordinanza con alcuni aggiustamenti, ma che sono aggiustamenti diciamo che vogliono portare ancora più chiarezza rispetto a dei quesiti che vengono fatti. Ecco, però dicevo che è fondamentale dire ai veneti di non abbassare la guardia. So che sono ripetitivo, ma io ho l'obbligo di ricordarlo tutti i giorni, di sapere che a questo punto la sfida passa non più ai clinici ma al popolo, nel senso che adesso il nostro futuro ripassa in mano nostra, non è più un fatto farmacologico, sanitario, di cure, ma è un aspetto fondamentale che viene delegato a noi. Noi spesso rivendichiamo l'autonomia, no? C'è un'autonomia istituzionale dei territori, ma ce n'è anche una individuale, no? Quante volte diciamo ma lascia che decida io per la mia salute. Sappiamo ovviamente con certezza che oggi decidere per la propria salute vuol dire decidere anche per la salute degli altri, perché stiamo parlando di un virus, di un contagio. Per cui la preghiera che faccio, molti mi dicono ma sarà obbligatorio la mascherina, non sarà obbligatoria o altre ovviamente definizioni del genere. Io dico che la mascherina ci aiuta a mantenersi in salute e aiuta ovviamente a mantenere la salute nelle altre persone. Per cui è fondamentale che si faccia attenzione che la mascherina in mezzo alle persone o quando si incrociano persone sia indossata. Io magari domani riproietterò il video che vi ho proiettato che dà una dimensione perché dico questo. Uno giustamente dice ma vado in una pista pedonale in mezzo ai campi perché il mio comune ha fatto un percorso naturalistico, che senso ha mettere la mascherina? Dico anch'io che uno può andare tranquillamente senza, ma nel momento in cui incrocia una persona la deve riuscire a rimettersela in posizione, naso e bocca coperto, perché quella persona, se ipotesi è contagioso, vi lascia un aerosol che voi vi respirate, non lo vedete e rischiate di infettarvi. Questa è la motivazione. Gesti eroici non servono a niente perché poi quando ti infilano il tubo in bocca cambia il mondo. Ripeto, porterò anche coloro che sono usciti dalle terapie intensive, porteremo dei intensivisti, coloro che si occupano di terapie intensive, però dico che questi sono gesti eroici da poco. Quindi l'invito a tutti di portare la mascherina. Quando c'è pericolo di incrociare una persona, pur essendo all'aria aperta, bisogna avere una mascherina. Guardate che alcune infezioni arrivate negli ospedali sono inspiegabili per come si può dire, le modalità di vita, le abitudini di vita delle persone che sono arrivate in contagio contagiate in terapia intensiva. Ma poi si è ricostruito che magari pur vivendo da sole queste persone, pur avendo dichiarato di non essere mai andati in mezzo al casino, a bar, eccetera, a piazze piene e quant'altro, poi scopriamo che andavano magari tutti i giorni, magari degli anziani, a camminare lungo la pista pedonale dove si incrociavano spesso altre persone. Il che non vuol dire che sono uscite con altre persone, ma le hanno incrociate.
E l'aerosol, ripeto, domani riproietteremo, Carlo, il video, dà una dimensione di cosa sia questo aerosol. È pericolosissimo perché il virus viene veicolato da queste goccioline d'acqua che emettiamo nella respirazione quando parliamo, che possono essere infette che noi respiriamo senza renderci conto. Tutto qua, quindi portare la mascherina, fondamentale la mascherina, il distanziamento sociale, quindi evitare di andare proprio a contatto con le persone, e l'altro aspetto, l'igiene, l'igienizzazione delle mani è fondamentale, e l'invito di non far entrare nessuno negli esercizi commerciali se non ha la mascherina. E vedo che molti ovviamente gestori di supermercato si sono organizzati e lasciano fuori le persone senza mascherina. E passo la parola a voi, ragazzi. Allora, alziamo le mani, quindi ci facciamo la prenotazione. Antonella Prigioni, Albino Salmaso e altri che non vedo, Anna Maria. Emiliano interviene sempre random. Prego. In corso d'opera. Buongiorno Presidente, che cosa pensa della dichiarazione che sarebbe stata fatta in merito agli specializzandi in quanto giovani e che in qualche modo avrebbero incentivato il contagio all'interno dell'ospedale di Padova? Ma va ripristinato il buon rapporto con le scuse, punto. Non c'è altro da aggiungere. Io ho visto il video, penso che possa capitare a tutti lo dice uno che gli è capitato spesso nella vita, di magari nella fretta, nella stanchezza o come si può dire, in brainstorming, in ragionamenti, tempeste mentali ad alta voce, che magari venga fuori anche qualche concetto che non ci sta. Penso che ci siano tutti i presupposti per fare le scuse. Non le ho fatte io quelle dichiarazioni, ma siccome sono responsabile anche della sanità del Veneto, dico che gli specializzanti sono una colonna portante. Ma non lo dico perché c'è stato questo fatto, lo dico perché abbiamo fatto di tutto per riuscire a coinvolgerli nell'offerta sanitaria del Veneto. Lo dico perché stiamo facendo una battaglia da sempre perché ci sia il tema delle borse di studio adeguate e tutte le storie che sapete meglio di me. Per cui pensare di essere stati coloro che hanno voluto gli specializzandi in corsia, gli specializzandi in prima linea, peraltro abbiamo un ritorno di specializzandi che è eccezionale. Ve li porto io i medici che mi dicono, portano voglia di fare, entusiasmo e sicuramente anche accademia, perché comunque sono più freschi di libro di uno che è lì da 30-40 anni, senza offendere chi sta lì da molti anni, perché poi chi sta lì da molti anni tende a specializzarsi in maniera quasi ossessiva, in maniera positiva, perché poi diventa specialista i specializzandi arrivano fra l'altro con degli aggiornamenti, un panorama anche di studi pauroso, per cui se non ci fossero bisognerebbe inventarli gli specializzandi. Penso che siano doverose le scuse, punto. Allora, eravamo a Albino Salmaso, io non vedo. Ciao Albino. Buongiorno Presidente, le volevo chiedere questo sulla base di una serie di dati che mi sono preso la briga di controllare ieri quando non si lavorava. So che la questione più importante riguarda appunto l'algoritmo che il Ministro Speranza ha messo a punto con le regioni e si fissano una serie di parametri abbastanza importanti per stabilire se le regioni hanno i criteri di efficienza entro i quali poter proseguire nella fase 2 a tutti gli effetti o meno. Ecco, questa è una materia estremamente complicata e criptica, sulla quale credo in questo contesto sia un po' difficile dare dei chiarimenti definitivi. Allora io mi soffermo su pochi dati. I primi riguardano i tamponi. Allora, i tamponi che sono stati effettuati in Veneto, faccio riferimento a ieri, erano 330.000, i positivi 18.139, quindi siamo attorno con un indice, come dire, di positività pari al 5%, al 5,4%. Il 10 aprile scorso, sempre quando io venni qui e le feci una domanda più o meno analoga, eravamo con 180.000 tamponi, 13.000 positivi, quindi ad un indice del 7,4, molto più alto. Ora si sta scendendo. Calerà sempre di più. Perfetto. La cosa che più mi interessa capire è questo, come dire, i positivi, il famoso R0. Calcolato ieri erano 41 nuovi casi su 18.139 positivi, pari al 2,2%. Questo è uno dei parametri considerati fondamentali per consentire lo spostamento tra regioni. Ecco, quando lei afferma, scusi tutta questa prolusione che magari, quando lei afferma che il Veneto può
aprire tutto fin da subito? A cosa fa riferimento nel concreto? No, guardate, io affermo le cose in maniera giusta, poi spesso voi le scrivete in maniera sbagliata e mi spiego. Io ho detto che il Veneto è pronto, fatto salvo il parere della comunità scientifica, cioè non è che ci potete sempre togliere, non lo dico, scusa, non lo dico a te, lo dico in generale, no? Perché a volte vedo delle agenzie che non capisco, agenzie, cioè vedo delle notizie, non delle agenzie. Allora noi abbiamo detto, se il governo, o meglio il comitato tecnico scientifico, vuole tentare un'apertura, noi ci siamo, oggi, domani, dopodomani, il che non vuol dire che sto promuovendo cose che non si possono fare. Voglio semplicemente dire che la rete della sanità del Veneto è in grado di affrontare tutto. Dopodiché il ragionamento che fai tu con i tamponi, l'R0 e quant'altro, non prescinde da alcune considerazioni. La prima, che il numero dei tamponi è vero che si va a titolare in base agli abitanti, per dare una dimensione, però bisogna vedere che abitanti si è andato a testare. Noi siamo entrati nei gangli dove il virus vive, siamo andati in case di riposo, nei contatti. Se tu vai in piazza a Mestre, a piazza Barche, piazza Ferretto e dici boh adesso facciamo un po' dei tamponi, non puoi paragonare quei tamponi con i miei che faccio nelle case di riposo. Per cui ci sono tamponi e tamponi. Un discorso è andare a fare i tamponi ai medici dell'ospedale, un discorso è andare a fargli ai lavoratori di un'altra categoria che non lavorano con i malati. Sai perché te lo dico? Perché io non sono assolutamente favorevole al fatto che si faccia confronto dei nostri tamponi sotto il profilo qualitativo, perché non tutti tamponano con la nostra modalità. Cioè, quando tu vai a tamponare i contatti del positivo, decidi che vai già a intaccare una corte, cioè una comunità che potenzialmente può essere positiva e quindi infatti li trovi. Altri vanno a fare, che so, il tamponamento di un'associazione o di una realtà perché va bene fare anche magari una prova sperimentale. Uno può andare a tamponare tutti i Boy Scout, ma se i Boy Scout non si ritrovano più da mesi nei campi scuole, quello che è, capisci che la loro esposizione al contagio crolla drasticamente. Quindi dico c'è tampone e tampone. L'altro indice che viene considerato importante è quello dei decessi, ma non entriamo qui. Le regioni del sud ad esempio hanno tassi di mortalità estremamente bassi e questo può far ritenere che anche senza tamponi probabilmente il livello di infezione è comunque contenuto in quelle realtà, altrimenti se uno si sente male va in ogni caso in ospedale per farsi curare. Direi. Guarda, no, non giudico l'attività degli colleghi, anche perché io conosco la difficoltà e le caratteristiche della mia, come quando mi chiedete paragoni con la Lombardia vi dico la stessa cosa, ve lo dico con la Sicilia, ve lo dico con l'Emilia Romagna e con tutti. Cioè io non so che attività fanno in Sicilia, non ho minimamente coscienza di cosa fanno. Allora toccava alla Maria e poi eccola, Sky TG24 Gatto si è prenotato. Presidente, buongiorno. Ciao. Due domande che ci arrivano, una dalle Proloco con la questione delle sagre e della gente che vive attorno a queste manifestazioni, musica, bancarelle, servizi eccetera. Lo so che lei ne ha già parlato nei giorni scorsi, cosa cambierà, se cambierà qualcosa, in che misura dal 4 maggio e poi da lunedì prossimo. Un'altra segnalazione che ci arriva ieri, il 1 maggio, eravamo qui anche ieri, e Jesolo, il litorale aperto con i chioschi. Una coppia di Jesolo ha preso un caffè per asporto in uno dei chioschi del lungomare, si è seduta su una panchina per sorseggiarlo e sono arrivati i vigili, multa di 400 euro. È giusto? Ci chiedono. No, è ovvio che è un'ingiustizia, però è altrettanto vero che era scritto così, che il cibo da asporto si consuma a casa. Guardate, quello è un passaggio purtroppo che ci ha permesso di tenere in piedi l'ordinanza. Se avessimo detto il cibo da asporto si consuma in loco, l'ordinanza sarebbe decaduta dopo un istante dalla firma. Per cui non è, diciamo che è stata una scelta obbligata di scrivere l'ordinanza così, perché ricordo che se non facevamo l'ordinanza nessuno poteva andare a comprarsi il caffè piuttosto che la pizza o il kebab o quello che è. Questa è la verità. E andrebbe anche in teoria ordinato, ove possibile, poi anche se anche detto, no? Però ovvio, ma a me spiace, però purtroppo quella era la soluzione, se no non aprire nulla. Per quanto riguarda invece le sagre, intanto ti ringrazio per la domanda, ringrazio le Proloco per i tantissimi versamenti che hanno fatto giungere, cioè è
è Veneto fino al midollo spinale sto modo di ragionare, no? Il settore, tra i settori più in difficoltà sono quelli di tutti questi volontari che raccolgono risorse, che fanno investimenti per raccogliere risorse per la comunità. Nel momento in cui vengono meno le manifestazioni che non producono redditività e reddito, loro comunque decidono di autotassarsi per versare. Guardate, sono centinaia di migliaia di euro che le singole Proloco stanno mandando, quindi grazie di cuore alle Proloco. Proloco purtroppo, assieme ad altre categorie che sono quelle degli spettacoli viaggianti, quindi di tutto il mondo delle giostre, piuttosto che le discoteche o quant'altro, vivono della presenza della massa, no? Dell'assembramento, dell'aggregazione di persone. Io spero che da dopo il 18 si riesca questo DPCM resta in vigore fino al 18, giusto? Ma insomma, il 18 comunque è una deadline, cioè è comunque un momento di tagliando da quel che si capisce. Cerchiamo di capire se riusciamo, anche in base ai dati, perché poi dico, il nostro futuro è nelle nostre mani, cioè se tutti ci comportiamo correttamente, rispettiamo le regole che sono minimali a questo punto, no? Sono quelle di portare la mascherina quando c'è qualcuno da vicino, e vuol dire che possiamo arrivare al 18 con bei numeri. Se arrivo al 18 con il raddoppio delle terapie intensive va a finire che ci tocca fare un'ordinanza per tornare a chiudere, cioè. Ma questo ce lo impone la legge, cioè non è che ce lo inventiamo noi perché siamo dei dittatori, cioè qualcuno non ha ben capito che questi sono strumenti di sanità pubblica, cioè non è, funziona così purtroppo. Gatto Sky 24. Ciao Gianfranco. Gente che ordinava lo spritz take away e lo beveva davanti al bar, e le volevo chiedere se era un comportamento purtroppo corretto sono multabili. da parte, sono multabili, quindi ok. Seconda cosa, le polizie locali, ieri sono stato a Verona, ma anche a Treviso, insomma Venezia, ci chiedono di chiederle un aiuto per poter, come dire, aggiornarsi molto più facilmente, poter poi applicare le regole in questo, tra virgolette, chiamiamolo caos normativo, ma non certo per colpa della Regione Veneto. Parliamo di, insomma, decreti del governo, ordinanze regionali, deroghe, cose così. Come possono fare per far bene il loro lavoro? Guarda, grazie per la domanda. Io dico che siamo in un momento non di pace ma di guerra, quindi come al solito non è che puoi girare con quel manuale e trovare il codice perfetto esatto da applicare e quindi l'infrazione. Dico che poi loro stanno facendo un lavoro eccezionale, tutti coloro che controllano, poi ci vuole buon senso, no? Perché a volte arrivano dei video, capisci che è la famiglia, cioè, ci sono delle situazioni nelle quali la mela a metà non si riesce mai a spaccare. Noi italiani poi siamo stati educati purtroppo, soprattutto dalla comunicazione in quest'era moderna, che c'è sempre la lesa maestà da un lato e dall'altro che bisogna sempre essere, come si può dire, che tutto ha una spiegazione. Cioè, la mela a metà non si taglierà mai, provateci finché volete, non sarà mai una metà perfetta. Allora dico, usare un po' di buon senso, l'ordinanza regionale finché non ha problemi vige, e le forze dell'ordine sono assolutamente collaborative, dopodiché rendiamoci conto che 400 euro, mi permetto di dirlo, mi assumo responsabilità, sono 400 euro, quindi capisco che la legge è uguale per tutti, però un discorso è elevare uno 400 euro per un caffè, un discorso è elevare uno 400 euro perché si ostina ad andare al supermercato senza guanti, senza mascherina, e magari fa anche il fenomeno. Sono due mondi diversi. Ongarato Mediaset, qualche domanda? Ciao. Ciao. Alla fine per lei, visti i dati, letti i dati, il Veneto è davvero pronto a ripartire aprendo tutto o quasi tutto? Ma il Veneto riapre in linea con quello che sono poi le scelte nazionali, perché poi dietro c'è tutto il tema del comitato tecnico scientifico, per cui noi siamo pronti nel momento in cui il comitato tecnico scientifico va a valorare le aperture. Ma del buon senso della gente, secondo lei c'è da fidarsi? Ma guardi, del resto non ci sono alternative, io mi fido dei veneti, è altrettanto vero che oggi sappiamo con certezza che il futuro della nostra comunità è in mano ad ognuno di noi, la prima cura contro il coronavirus siamo noi. Che ogni regione scelga la linea da seguire è secondo lei la scelta migliore? Ma guardi, alla fine si sta facendo un gioco di squadra, perché poi mi sembra di capire che la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità delle ordinanze che sono state fatte da governatori di tutti i colori politici,
vanno nella direzione più che altro di interpretare magari delle norme che hanno bisogno di interpretazione. Non a caso i cittadini ci fanno molti quesiti. Ecco, l'ultima cosa, in questi giorni abbiamo visto tanti flash mob nelle piazze, nelle strade, manifestazioni di lavoratori e imprenditori. C'è ovviamente il timore che tra non molto ci si trovi di fronte ad una fase forse ancora più drammatica. Ma guardi, io li sostengo anche perché lo fanno in maniera civile e rispettosa delle leggi. Dall'altro ricordo che qui si va a protestare in Veneto per andare a lavorare, non per stare a casa. E finita la festa, No, scusate, se posso un'altra domanda, Presidente. Domani appunto 1 milione di veneti li prenderà a lavorare, diceva lei un attimo fa. Una delle questioni più... Da lunedì, vabbè scusate, il 4, sì. Una delle questioni più delicate riguarda è il trasporto pubblico. Benissimo. Allora, cioè, se il distanziamento sociale può avvenire tranquillamente nelle piazze mentre si passeggia, probabilmente la coabitazione dentro a un treno e a un autobus è assai più complicata. Lei ha dato delle direttive o compete ai sindaci, alle singole aziende di trasporto? Ci sono delle linee guida, scusami. No, perfetto, ce le può ricordare per vedere il distanziamento sociale, se da lunedì entrano in funzione il metro. Per la fase iniziale tentiamo di tenere il massimo. Quindi quelle simulazioni che ci avete mandato qualche giorno fa fanno test. Cerchiamo di capire quale sarà il carico, considerate che non abbiamo gli studenti, quindi in teoria si dovrebbero avere lavoratori, e entriamo in una fase, fra virgolette, anche per noi sperimentale. Quando dico noi dico tutti i governatori e anche per il governo. Cioè oggi non abbiamo una dimensione della ricaduta. Ovvio che la mascherina aiuta tanto anche anche in abbinata col distanziamento sociale. Guarda, tu hai parlato di una preoccupazione, l'altra preoccupazione ci sarà lunedì e ne abbiamo parlato anche stamattina, è quella dei bimbi. Guardate che noi siamo molto preoccupati di questa storia qui e continuiamo a sollecitare il governo affinché, e noi siamo della partita, non ci chiamiamo fuori, non è un'attività da Lazzaroni, diciamo, parlate con Roma, noi siamo qui, quello che possiamo fare lo facciamo. Però ci manca un aspetto, vorrei dirlo con chiarezza, noi qualche idea ce l'abbiamo, ma il vero tema è uno solo, che ci vuole una certificazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico che si possano coinvolgere i bimbi e cominciare a portare i GREST ai centri estivi, perché se mi autorizzano a far questo, noi comunque con la rete del volontariato in Veneto, con le scuole paritarie, con i GREST, con i centri estivi, con i privati che hanno le loro strutture, una rete, un network lo mettiamo in piedi, però capite... Cioè, io non posso firmare un'ordinanza che riguarda dei bambini se non ho il mondo della scienza che mi certifica, perché non voglio avere sulla coscienza neanche un bimbo che si striscia un'unghia. Quindi il limite oggi non è solo di natura finanziaria, ma è anche di natura sanitaria.